Vandali al Palio di Noale in zona Camatta all'ingresso della Rocca a poche ore dall'inizio dei festeggiamenti dello storico evento. Noi lavoriamo tanto, cerchiamo di fare tante cose per il bene della comunità e purtroppo nel momento in cui non sei qua a controllare succede che qualche gruppo di persone si diverte a fare danni, nel senso che hanno buttato delle attrezzature in acqua, hanno cercato di dar fuoco ad altre attrezzature e detto questo noi stiamo cercando di controllare le telecamere di videosorveglianza che ci sono in giro assieme alle forze dell'ordine, quantomeno per cercare di risalire agli autori di questi fatti incresciosi, perché lavorare tanto perché qualcuno si diverte invece che venire a collaborare e distruggere è un peccato. La delusione tra i volontari è tanta, sono oltre 1000 le persone che lavorano per il Palio con passione e devozione e atti come questo lasciano l'amaro in bocca. Ci stiamo, fra virgolette, abituando perché dobbiamo convivere con questi episodi di vandalismo perché non è il primo che succede in zona qua, non è il primo che succede in altre zone di Noale perché sono stati altri episodi come avrete già riportato e più o meno i giri sono sempre gli stessi. La zona in questione è diventata da tempo ritrovo di un gruppo di giovani che approfittano della poca luce e del fatto di essere nascosti dalla vista dei passanti, ma il presidente lancia loro un messaggio. Se volessero e se non sanno come impegnare il tempo, invece di passare le serate o le nottate a far danni, vengono, si divertono, possono venire tranquillamente da noi, vengono, si divertono e ci danno una mano. Anche perché da fare ce n'è sempre, soprattutto quest'anno che il Palio sarà diviso in 2 fine settimana. Il primo fine settimana con una festa medievale, quindi con la cena delle contrade e con la gara domani dei musici e sbandieratori. Il secondo fine settimana comincia il venerdì con la cena degli avvocati per passare al sabato con la presentazione del drappo, la benedizione e alla sera la bala d'oro, che è una presentazione delle diciottenni noalesi, per la domenica poi avere la sfilata domenica pomeriggio, chiaramente la corsa del Palio che è l'evento clou